Un recente studio evidenzia la presenza di una faglia sotto il Golfo di Trieste, è l'ostacolo definitivo al rigassificatore. A Trieste è sempre in primo piano la questione rigassificatore. Di ieri la dichiarazione del nuovo commissario del porto di Trieste, D'Agostino, secondo il quale il piano regolatore portuale è il vero strumento capace di bloccare definitivamente il progetto di gas natural. Oggi, in una conferenza stampa, l'assessore comunale Laureni ha illustrato un motivo in più: l'esistenza di una faglia tettonica attiva nel Golfo di Trieste. Il servizio è di Francesca Vigori. Un nuovo studio dell'OGS smentisce la convinzione che il Golfo di Trieste sia considerato un'area con sismicità non significativa. Un terremoto provocato da una faglia sottomarina che corre lungo la costa potrebbe verificarsi e la sua magnitudo massima è stata stimata in 6,5. Dati nuovi che il Comune di Trieste ha voluto sottoporre ai Ministeri dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico e dei Beni Culturali per intercettare la procedura autorizzativa del rigassificatore di Zaule. Non vogliamo porci in polemica, ha spiegato l'assessore comunale all'ambiente Umberto Laureni, ma semplicemente rappresentare questi elementi nuovi che all'epoca del primo studio eseguito da Gas Natural non erano conosciuti. La ricerca dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale è in corso dal 2005. Esami effettuati con la nave Explora hanno consentito di verificare che gli stessi sedimenti calcarei presenti in Carso si trovano anche ad 1,5 chilometri sotto il fondo del mare. Il piano di rottura della faglia era peraltro già noto. Il costone della costiera triestina è l'espressione morfologica di questa struttura, ma ora, grazie agli studi sottomarini, la faglia è stata definita nella sua geometria e questo elemento è servito all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia per stimare che la faglia, attiva nel Quaternario, è tuttora in grado di produrre terremoti e di sviluppare un'energia massima appunto di 6,5.